Ci troviamo ad Arzachena, nelle campagne di Arzachena, in un erbaio di avena. Questo erbaio dovrebbe aver raggiunto circa 1,5 metri di altezza, invece come potete vedere stiamo parlando di pochi centimetri. Visto dalle immagini abbiamo iniziato a parlare di emergenza idrica già nel mese di gennaio perché la situazione per tutto il comparto agroalimentare si presentava allarmante. Oltre alla mancanza di pioggia ad aver contribuito a rendere drammatica la situazione sono state anche le alte temperature che hanno costretto ad un'irrigazione dei campi e delle culture più massiccia. Conto di quanto la situazione fosse grave ci siamo recati direttamente alla diga di Macheronis nel territorio di Torpè. La carenza d'acqua era talmente importante che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale si è visto costretto a razionalizzare l'utilizzo dell'acqua ad uso irriguo. A distanza di 3 mesi, la situazione è migliorata? La situazione attuale per quanto riguarda il comparto della diga Macheronis, che dà irrigazione a tutta l'Alta Baronia a partire da Siniscola fino a Porto San Paolo, non è delle più rosee perché le acque autunnali, invernali non sono arrivate e oggi siamo arrivati al 3 maggio, abbiamo una capacità praticamente di circa 8 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua che può bastare con questi consumi giornalieri di circa 60.000 metri cubi al giorno, che possono arrivare anche a luglio-agosto anche a sfiorare i 130.000 metri cubi al giorno. Con queste capacità di invaso che abbiamo ad oggi possiamo garantire solo esclusivamente per l'idropotabile fino al 30 agosto. Se non arrivano le piogge sperate noi dovremo chiudere, stiamo già iniziando anche perché la cabina di regia composta da ADIS, Associato Lavori Pubblici, Associato all'Agricoltura, Consorzio di Bonifica, Abbanoa ed Egas praticamente hanno decretato la chiusura totale per quanto riguarda le irrigazioni, i giardini e quant'altro, solo esclusivamente lasciare aperta l'idropotabile e gli villaggi che avevano i loro potabilizzatori, le seconde case che hanno dei potabilizzatori sotto domanda. Territorio da nord a sud vive una situazione di grande disagio. Edoardo, tu sei un giovane imprenditore, è vero che la siccità, le alte temperature hanno creato grossi danni alla produzione? Sì, diciamo che la siccità sta rovinando parte del territorio sardo, i giovani, anche i vari imprenditori agricoli stanno chiedendo aiuto allo Stato, alla Regione, perché queste alte temperature, oltre che comunque danneggiare il terreno e
i prodotti, le colture che ci sono nei terreni, diciamo che anche nelle falde acquifere, che sono delle pozze che ci sono sottoterra, diciamo che le seccano e noi possiamo irrigare grazie a quello, quindi per un futuro il settore agricolo diciamo che ha un grosso problema. Possiamo già parlare di come è andato questo raccolto? Beh, diciamo che non piangiamo addosso, diciamo che cerchiamo sempre di togliere qualche soddisfazione da ogni minima cosa e lo guardiamo in positivo. Che la situazione sia preoccupante lo evidenzia anche Luca Saba, direttore di Coldiretti, invitando i sindaci a chiedere lo stato di calamità naturale. Nonostante le piogge dei giorni scorsi, la situazione è ancora molto critica in Sardegna per quanto riguarda le campagne. Già da tempo abbiamo segnalato ai comuni la necessità di attivare i processi per la dichiarazione dello stato di calamità naturale per cercare di dare la possibilità agli agricoltori di ottenere ristori da una situazione che ormai è drammatica. In alcune delle zone della Sardegna, pensiamo allo Iastra e al Sarrabus, la situazione è ancora più grave, si va sulla richiesta dello stato d'emergenza in quanto vi sono grossissimi problemi anche per abbeverare gli animali e abbiamo paura per quest'estate che ci possano essere ulteriori grosse difficoltà. Coldiretti ha visto che in questo periodo è piovuto in maniera completamente diversa dagli scorsi anni, soprattutto tutta la fascia a ovest della Sardegna ha avuto in particolare un po' più di acqua rispetto alla fascia est, che è stata completamente in qualche modo abbandonata dalla risorsa idrica che viene dal cielo. E così anche la parte sud. Noi abbiamo in qualche modo seriamente posto questo problema alla Regione da oltre un mese e quindi chiediamo che ci sia una dichiarazione dello stato di calamità naturale e il riconoscimento da parte della Regione con tutto l'iter ministeriale che in qualche modo dà la possibilità agli agricoltori di poter vedere ristorati sia i danni subiti che anche l'abbattimento di ciò che riguarda la parte contributiva dell'INPS. Quindi ci auguriamo che la Regione presto possa adoperarsi con i propri uffici per attivare i processi di riconoscimento di calamità naturale. Grazie alle piogge cadute nel mese di marzo l'emergenza pareva fosse rientrata, ma così non è stato. Stefano Anni, sindaco di Nuraminis, oltre a ricoprire un ruolo importante come quello di primo cittadino, è anche un agricoltore, quindi ha ben presente quali sono le difficoltà sia delle istituzioni che di un'azienda. Sì, in effetti rivesto un duplice ruolo in questo caso, sia quello di imprenditore agricolo che quello di sindaco, però le due cose diciamo che in un comune dove l'attività prevalente è quella agricola si legano spesso e volentieri, come in questa situazione in cui da diversi mesi abbiamo il problema della siccità. Nuraminis ha una superficie agricola di circa 4.800 ettari, una grossa parte della superficie è destinata a colture irrigue e soffriamo ultimamente la razionalizzazione dell'acqua per via della siccità, quindi ci ritroviamo con una superficie da impiantare a carciofi e asparago e ad altre ortive inferiori rispetto all'anno precedente. La dotazione che ci è stata assicurata fino ad oggi è quella del 70% rispetto alla superficie dichiarata l'anno precedente, con un notevole taglio a tutte le attività agricole e a nuovi impianti, perché l'acqua ad uso irriguo questa non potrà essere utilizzata solamente per le superfici pregresse e non sui nuovi impianti, a meno che non ci siano variazioni all'interno dell'azienda. Questa situazione comunque creerà un abbassamento
dell'indotto abbastanza consistente e quindi tutta la comunità si ritroverà nell'annata che si sta avviando sia sul carciofo che sull'asparago ad avere abbassamenti delle produzioni, abbassamenti del fatturato naturalmente. Non di minore importanza è l'aspetto delle coltivazioni erbacee, tra cui il grano e il foraggio, che sono caratteristiche anche quelle delle coltivazioni nel comune di Nuraminis, in cui la siccità ha creato prima grossi danni nella fase dello sviluppo alle piante erbacee e inoltre adesso con le temperature di aprile che sembravano essere temperature di giugno, ricordo che si è arrivati un paio di volte a 30 gradi, le piante sono andate in sofferenza e quindi si sono seccate 2 mesi prima rispetto a quelle che sono le condizioni normali, e questo creerà grosse perdite a livello economico, in quanto le rese sia delle piante foraggere che delle piante cerealicole saranno pressoché dimezzate. Sindaco, secondo lei quale potrebbe essere la soluzione per tamponare questa situazione? Diciamo che soluzioni alla mancanza, alla confusione che c'è oggi nelle stagioni è difficile trovarle. Si possono avere dei piccoli accorgimenti, tipo all'interno delle aziende utilizzare più varietà che hanno epoche di maturazione diverse per cercare di alleviare questi fenomeni, ma il problema è di difficile soluzione, perché nel momento in cui l'inverno non è più inverno ma è una primavera, la pianta reagisce in modo confuso a queste temperature che sono altalenanti. Quindi non lo so, noi abbiamo grossi problemi gestendo le aziende agricole, perché comunque ci sono delle malattie fungine che con queste temperature alte, con questi tassi di umidità galoppano e non riusciamo più a controllare. Quindi non solo c'è l'abbassamento delle rese, ma ci sono anche dei costi molto più alti per mantenere le colture in vita. Si è parlato tanto di stato di calamità naturale, secondo lei è un'esigenza impellente? Sì, lo stato di calamità naturale è già stato deliberato dalla giunta del comune di Nuraminis. Noi abbiamo subito sottoscritto l'appello della Federazione Coldiretti, nel quale ci veniva chiesto di deliberare lo stato di calamità naturale per poter attivarsi nei confronti della Regione Sardegna con le richieste di indennizzo, con le richieste comunque di azioni volte ad agevolare le aziende agricole in queste situazioni di difficoltà. Quindi sì, lo stato di calamità naturale è necessario ed è indispensabile oggi per poter attivare tutte quelle misure a sostegno delle aziende agricole. Dopo i danni alle colture invernali e primaverili, si teme che la stessa sorte si verifichi anche per quelle estive e autunnali. L'emergenza idrica è un grossissimo problema per Sardegna. Io come sindaco, ma tutti noi sindaci, siamo molto preoccupati perché stiamo andando incontro a una situazione veramente emergenziale. La Sardegna credo che continuando con la mancanza delle piogge andrà in sofferenza, perché ne soffrirà tutto il comparto agropastorale. In alcune zone della Sardegna addirittura viene messa a rischio la fienagione. Ma per non dire poi del problema degli incendi, che con la carenza di acqua nei laghetti e nei vari invasi, anche quello sarà un grossissimo problema. Che dire se non che noi saremo attenti, monitoreremo tutte le situazioni, però credo che si debba andare incontro anche a una richiesta di calamità naturale, perché effettivamente è un grossissimo problema il fatto che non siano state troppo carenti le piogge quest'anno. Antonio, per quanto riguarda invece la coltivazione dei prodotti, ci sono buone prospettive? Quest'anno è stata una stagione abbastanza buona per il pomodoro, perché essendo stata una stagione asciutta non ci sono state le malattie fungine. Però da adesso in avanti si sente la carenza d'acqua, sta aumentando la salinità anche nelle falde, che utilizziamo l'acqua dei pozzi, e sta creando qualche problema anche al nostro prodotto. In generale le scarse piogge hanno comunque aiutato quello che sono le colture in serra, però all'esterno si sono riscontrati molti problemi dovuti alla siccità. La Sardegna deve fare ancora i conti con un'importante carenza d'acqua e questo problema continua a mettere in ginocchio migliaia di agricoltori.